Ti do il benvenuto, mi presento, sono Walter Michelini, segretario nazionale dei Venetians for Freedom Front, fronte di liberazione dei Veneti, fronte di liberazione per la libertà. Quello che ti racconterò su questo canale ti sconvolgerà. Scoprirai cose che ti sono state nascoste per oltre 150 anni di occupazione italiana. Cose che hanno impoverito il popolo veneto e che lo hanno sottomesso e che gli hanno tolto conoscenza, cultura e storia. Quello che ti invito a fare è iscriverti ai nostri canali e condividere quanto verrai a conoscenza con più persone possibili. Questo ci aiuterà a far crescere il nostro fronte e a portare a più persone possibili la conoscenza della vera storia del popolo veneto, ma soprattutto a far valere i diritti internazionali che abbiamo come popolo e come Stato. Benvenuto Walter. Grazie Emanuele. Ti presento, Walter Michelini è il segretario nazionale dei Venetians for Freedom Front. Esattamente sì. La prima domanda ovviamente è: chi sono i Venetians? I Venetians for Freedom Front, e da lì uno ci dirà perché questo nome strano per un fronte di liberazione nazionale o Veneti pa libertà, come si direbbe in lingua veneta. Perché abbiamo deciso di prendere e di andare a raggiungere tutti i veneti nel mondo, magari più avanti spiegheremo il perché. Venetians è l'antico nome dei Veneti, perché deriva dalla stele trovata a Isola Vicentina, datata 3500 anni fa, dove in alfabeto venetico c'è scritto Venetians, ovvero genti venete. Quindi questo è il nostro antico nome. Il nostro è un fronte di liberazione nazionale che persegue l'indipendenza dei territori veneti, per cui questo è il motivo del nome. L'obiettivo principale è attuare l'indipendenza che esiste già in questi territori, portando a conoscenza tutti i veneti, e non parliamo solo del Veneto, perché i territori indipendenti sono molto più ampi del territorio classificato come Regione Veneto dallo Stato occupante italiano. Che stiamo parlando qui di Friuli, stiamo parlando di una parte di Lombardia, e per cui abbiamo dei territori molto più vasti. Quindi mi stai dicendo che i territori sono già indipendenti? I territori sono già indipendenti grazie a una legge italiana. Quali regioni dell'Italia fanno parte dei territori indipendenti? Se parliamo di regioni a livello italiano è una cosa, noi preferiamo chiamarli i territori della Serenissima, che è quello che sono realmente. I territori della Serenissima, che sono stati, tra virgolette, liberati dal decreto legislativo 212 del 2000 leggi, che ha abrogato il Regio Decreto 3300 dell'annessione della Serenissima Repubblica ai territori veneti e la successiva conversione in legge. Come dicevo, i territori sono molto più ampi della cosiddetta Regione Veneto, così come è chiamata dall'Italia. Bensì comprende Veneto, Friuli, l'Istria, una parte della Lombardia che è la Val Camonica, Brescia, Bergamo, Cremona, poi abbiamo Mantova, una parte di Trento, la parte bassa, Rimini e Ravenna, che per circa 400-450 anni sono state sotto i territori della Serenissima. Non sono regioni, è un territorio unico che è il nostro territorio, che si chiama Serenissima Repubblica. Adesso una domanda che identifica i Venetians. Quindi sono un partito politico? Assolutamente no, non siamo un partito politico. Non possiamo essere un partito politico in quanto diventeremo dissidenti. Il partito politico di per sé non può perseguire una scissione di un territorio italiano, cosa che invece può fare tranquillamente un fronte di liberazione, un movimento di liberazione, un comitato di liberazione, grazie a leggi internazionali che glielo permettono. Quindi non ha nulla a che fare con la politica? Non siamo politica come viene intesa a livello di partito politico italiano. Ma per diventare un fronte di liberazione avete avuto un permesso, immagino, da qualcuno? No, ci sono leggi internazionali come le convenzioni di Ginevra, il primo e secondo protocollo, l'articolo 96.3, che magari più tardi possiamo spiegare, che permettono a un comitato, a un fronte, a un movimento di liberazione di potersi costituire se abbraccia il percorso dell'autodeterminazione, comunicandolo all'ONU
e diventa soggetto giuridico internazionale. Tra l'altro c'è anche una sentenza della Corte di Cassazione, detta sentenza Rarafat, che ci permette di essere fronte di liberazione e viene parificato ad uno Stato. Quindi in realtà voi avete comunicato all'ONU, ma l'ONU vi deve dare un permesso? No, esiste già nella Convenzione di Ginevra, articolo 96.3. Quindi in realtà è un'autodichiarazione di ciò che È un'autodichiarazione, sono i Venetcans. perfettamente sì. Allora Walter, so che il 16 maggio del 2020 è stata per Venetcans una data importante, fondamentale. Mi puoi spiegare perché? Il 16 maggio del 2020 sono stati fondati i Venetcans insieme ad altri 15 fondatori. Abbiamo creato l'atto fondativo e il codice etico. Tutto questo è stato inviato via mail all'ONU perché a causa delle restrizioni internazionali non abbiamo potuto consegnarle breve in mano a Ginevra. Quindi il nostro atto fondativo e il codice etico sono state inviate all'ONU, che ci ha risposto con mail accertando il fatto che comunque il documento è stato percepito, ricevuto, per cui all'ONU sanno che esistiamo. Bene, che è tutto quello che serve. Giusto? Tutto quello che serve, l'importante è che loro sappiano che ci siamo. Dire che ci siamo. Ok, già dentro di sé, no? Dentro al pensiero, fa capire che qualcuno forse non vuole vedere l'evidenza? Diciamo di sì. C'è molto ostruzionismo da parte degli stati nel riconoscere un nuovo territorio. Il problema è riconoscere il fatto che questo territorio esiste ed è dipendente. Questa è la problematica. Dobbiamo far vedere che esistiamo, che ci siamo e che i territori sono nostri. Infatti tu prima dicevi, l'indipendenza già esiste. Dobbiamo attuarla. Ma va attuata. Attuata. Non dobbiamo chiederla, perché l'abbiamo già. Noi dobbiamo attuarla ogni giorno con le nostre azioni. Chi può fare parte dei Venetcans? Allora, parte dei Venetcans lo possono fare tutti. Chi è nei territori veneti, che sia veneto di origine o veneto importato, vogliamo dire così, per cui ius solis o ius sanguinis, chi abbraccia l'ideologia veneta e tutti i veneti del mondo, quindi l'autodeterminazione, l'autodichiararsi di nazionalità veneta lo può fare qualsiasi persona. Ok, specifichiamo questa differenza. Ius solis e? Ius sanguinis. Ecco, spieghiamo la Ius differenza. sanguinis vuol dire per discendenza veneta. Puoi essere in questi territori da 2-3 generazioni e essere di padre, di nonno veneto, e per cui sei per ius sanguinis. Puoi essere uno che è emigrato in Brasile e sei di nonni veneti, quindi lo sei comunque per ius sanguinis. Ius solis perché sei residente su questo territorio e abbracci il percorso veneto, o sei di un altro territorio e comunque vuoi far parte dei veneti. Per cui per ius solis puoi fare parte. Bene. Per fare un parallelo, Sì. ci sono molti emigrati in un paese che per cultura, modi di fare, modi di agire, si sentono di appartenere a quel paese in cui sono emigrati. Certamente sì. Questo significa ius solis. Esattamente. Ok. Sentirsi parte di quel territorio, abbracciare usi, costumi, tradizioni di quel territorio e diventarne parte integrante. Quindi è molto probabile che qualcuno possa appartenere ai Venetcans anche se non abita nel territorio veneto. Esattamente sì, E non è neanche di origine veneta. certo. Quindi in sostanza vorreste l'autonomia. Assolutamente no, noi rivendichiamo l'indipendenza. Allora spiegami per favore qual è la differenza fra autonomia e indipendenza. Allora, i ministri italiani giocano su queste due parole. Fa comodo. Infatti molti, quando gli parli di indipendenza, ah sì, l'autonomia, quella di Zaia. No, sono due cose completamente diverse. Con l'autonomia rimani sotto lo Stato italiano, con l'indipendenza sei uno Stato a sé. Se andiamo a vedere effettivamente cosa vuol dire autonomia e cosa vuol dire indipendenza, capiamo bene che sono due concetti completamente diversi. L'autonomia è l'attuazione del decentramento amministrativo. Però per una maggior coerenza e conoscenza la leggo e poi la spieghiamo, così andiamo meglio tutti. Ok. È la dislocazione di poteri o funzioni da organi centrali a organi periferici appartenente sempre allo Stato. Quindi ti spiego in maniera più semplice quello che ti ho appena detto.
rimani subordinato allo Stato italiano, vedi le regioni a statuto autonomo, eccetera, sono sempre comunque subordinate allo Stato italiano. Non possono fare quello che vogliono come uno Stato indipendente, mentre noi stiamo rivendicando un'indipendenza che esiste già dal 2010 e ancora prima dal referendum truffa. Quindi in sostanza chi è autonomo ha un margine di movimento limitato. Certamente sì, perché sei subordinato allo Stato italiano, devi essere subordinato alle leggi italiane. Chi invece è Stato indipendente Ha le proprie leggi, legifera per conto proprio e decide del proprio potere, qualsiasi tipo, potere politico, potere sociale, sotto tutti i livelli. Quindi, per fare questo percorso verso l'indipendenza, tu prima mi hai spiegato che in realtà i territori veneti sono già indipendenti, Esattamente sì, ma bisogna attuare. bisogna attuare l'indipendenza. Quindi si può parlare di percorso verso l'indipendenza, Certamente non sì, perché bisogna ancora ottenerla, perché è già in essere. esattamente. Ma cosa significa fare un percorso per l'indipendenza? Percorso per l'indipendenza vuol dire mettere a conoscenza i territori e il popolo veneto del fatto che siamo indipendenti, perché fino a che i territori e il popolo non lo sa, continua a rimanere subordinato ad uno Stato italiano che in questi territori è solamente de facto e non de jure, cioè di fatto e non per legge. Tutto quello che fa lo fa perché noi non conosciamo le vere leggi, ovvero il popolo veneto non conosce il fatto di essere indipendente e rimane subordinato allo Stato italiano. È un po' come dire, no? Faccio un esempio, dimmi se sbaglio. Io ho il diritto di essere curato, ma devo recarmi io personalmente in ospedale per avvalermi di questo diritto. Certo che sì. Quindi tu in questo caso mi stai dicendo, guarda che tu hai il diritto di poterti curare, Esatto. se vai lì. Se vai lì sì, se non ci vai non ti curano. Bene. Quindi tu ce l'hai già il diritto. Esatto. Devi solo alzarti dal divano E esercitarlo. e esercitare questo diritto e andare nella struttura e farti curare. Esatto. E questo, no? Un po' il Questa è la parallelo realtà. ci potrebbe stare. Questa è la realtà. Il 2010, come mi hai detto, Sì. è stata una data fondamentale. Cosa è successo nello specifico? Perché è anche divertente come situazione. È molto divertente. Nel 2010, con il governo Berlusconi, viene nominato ministro delle semplificazioni statali Calderoli. Calderoli decide di abrogare 375.000 leggi. Dice che sono vecchie e dice che sono... Cosa significa abrogare? Vuol dire cancellare, annullare, che non esistono più. Quindi le leggi si possono anche cancellare. Si possono cancellare, esattamente. Una volta cancellate le leggi non esistono e per alcune c'è anche una questione di retroattività e vedremo che in questo caso è una questione di retroattività. Ha deciso di cancellare, come dicevo, 375.000 leggi. Infatti se noi andiamo a guardare il decreto legislativo 212 del 2010, uscito in Gazzetta 13 di dicembre, sempre di quell'anno, del 2010, troveremo che questa Gazzetta Ufficiale consta ben 1740 pagine, con tutte le leggi abrogate. Quindi se uno ha voglia di documentarsi un attimino, ha un po' di tempo per leggere. Quindi scusami, per legge, quando una legge viene fatta, emanata, così come cancellata, deve esserci anche... In Gazzetta Ufficiale deve uscire. Ok, perché magari molti non lo sanno, no? Semplicemente. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi esiste, c'è. Quindi forse è la Gazzetta che ha tenuto un record per pagine di quell'edizione. Non lo so, può darsi anche, non lo so. Io ho scaricato la versione integrale, posso assicurare che sono 1740 pagine. E quindi una persona può andare a trovarla online, è libero? Può cercarsela online, la trovo tranquillamente, Ok. esiste, quindi c'è. Detto ciò, Calderoli decide di abrogare tutte queste 375.000 leggi. All'interno di queste leggi, non si sa se per sbaglio o per sul serio, visto che Calderoli è anche di questi territori, ha abrogato il Regio Decreto 3300 e la successiva conversione in legge. Che cosa dicono questi due atti? Il decreto Regio dice che c'è stata l'annessione della Serenissima Repubblica all'Italia e poi la successiva conversione in legge che converte in legge il Regio Decreto. Con questo atto Calderoli ha ufficialmente dichiarato che i territori veneti, Serenissima Repubblica, di cui si parlava prima, non fanno più parte
dello Stato italiano, perché avendo cancellato la legge ha abrogato anche l'annessione e siamo ritornati ad essere indipendenti. Questa è la realtà dei fatti e non la può più riproporre. E perché non si può si può dire resuscitare una legge, no? Non si può riattivarla? Nell'ordinamento italiano non è possibile resuscitare una legge, nemmeno con un eventuale emendamento dichiarando ma mi sono sbagliato a cancellarla. Per fare questo bisogna riconoscerne la cancellazione e riproporla. Ma il fatto di riconoscere la cancellazione della legge fa sì che nel momento in cui lo Stato italiano dice io riconosco che ho cancellato quella legge, l'ordinamento stesso italiano dice che io non posso più legiferare nei territori che non fanno più parte dello Stato italiano, quindi loro non possono più legiferare oltre il 13 di dicembre del 2010 in questi territori. Tutto quello che stanno facendo lo stanno facendo de facto, ovvero di fatto, e non de jure, ovvero per legge. Quindi questa semplificazione di leggi Ha fatto sì che Calderoli ci ha fatto un regalo. Ho capito. Molto, molto importante. Allora, per chiarezza anche nei confronti di chi non è avvezzo a questo linguaggio, no? Così tecnico, qual è la differenza fra decreto legge e decreto legislativo? E questo è il bello perché i ministri giocano anche su queste sfaccettature di nomi leggermente simili ma con valenze completamente diverse. Innanzitutto sono entrambi atti normativi emessi al potere esecutivo, ovvero dal governo. Nel caso del decreto legge viene promulgato in caso di urgenza, dura 60 giorni e se il Parlamento lo trasforma in legge diventa legge, altrimenti decade e decadono anche tutto quello che è successo nei 60 giorni, quindi decade completamente tutto. Mentre il decreto legislativo ha avuto già il controllo a monte dal Parlamento grazie alla legge delega e per cui non c'è bisogno di 60 giorni eccetera, rimane legge, basta. Questa è la notevole differenza tra decreto legge e decreto legislativo. Quindi in sostanza, se ho capito bene, in un caso, quindi decreto legge, il controllo deve ancora esserci, quindi c'è un disegno, Sì. Ma poi c'è una conferma. Esattamente. Mentre nel decreto legislativo viene già confermato a monte e bisogna solo poi definirla. Esatto. Per cui ci sono tutti e due i rami che lo controllano e non si può venire a dire ma è una roba fatta così, non me lo sapevo. Cioè, il fatto di dire che Calderoli ha fatto per certi versi un errore mi viene un po' da pensare. Sapevano perfettamente quello che stavano facendo. Siccome sono consapevole che questi concetti siano abbastanza difficili, a volte lo sono difficili anche per me, nonostante siano quasi 7 anni che me li studio, abbiamo deciso, come Fronte di Liberazione, che per tutti gli autodeterminati iscritti con noi sia istituito un corso leggi. Questo corso leggi dura circa una giornata dove noi formiamo tutti gli autodeterminati, facciamo conoscere le leggi, facciamo conoscere tutto quello che serve per una autodifesa nei confronti dello Stato italiano. Una persona che non mastica questo tipo di termini, non sa le differenze, effettivamente come fa anche a difendersi? Non può, se nessuno gli dice, non viene informato, no? Come il discorso che si faceva prima. Io magari ho dei diritti, non li conosco semplicemente perché il mio stile di vita mi ha portato a fare altri percorsi. È una cosa basilare perché dicono che la legge non ammette ignoranza, ma è anche vero che lo Stato italiano ci vuole ignoranti per suo comodo. Il formare persone che conoscano le leggi è creare coscienza e conoscenza nelle persone e la possibilità di dire adesso so come difendermi, perché conosco la legge e la attuo e la utilizzo a mia difesa, a mia tutela. Ti do il benvenuto, mi presento, sono Walter Michelini, segretario nazionale dei Veneticans for Freedom Front, Fronte di Liberazione dei Veneti, Fronte di Liberazione per la Libertà. Quello che ti racconterò su questo canale ti sconvolgerà. Scoprirai cose che ti sono state nascoste per oltre 150 anni di occupazione italiana. Cose che hanno impoverito il popolo veneto e che lo hanno sottomesso e che gli hanno tolto conoscenza, cultura e storia.
Quello che ti invito a fare è iscriverti ai nostri canali e condividere quanto verrai a conoscenza con più persone possibili. Questo ci aiuterà a far crescere il nostro fronte e a portare a più persone possibili la conoscenza della vera storia del popolo veneto, ma soprattutto a far valere i diritti internazionali che abbiamo come popolo e come Stato.